La rotta balcanica dell'immigrazione, polemiche in Croazia e in Bosnia per i respingimenti di massa. A Vienna, per aiutare gli immigrati, è stato organizzato anche un call center dedicato all'accoglienza. Twitter Convoy, una catena di solidarietà tra la Lettonia e l'Ucraina. La guerra è finita, la pace non è ancora iniziata. A Treviso una mostra sul rapporto tra arte e violenza. In vacanza senza ostacoli, un progetto per favorire in Adriatico un turismo fisicamente accessibile a tutti. Il numero di migranti che affrontano la rotta balcanica sta aumentando. Gli arrivi in Italia nei primi 3 mesi dell'anno sono più che triplicati rispetto allo stesso periodo del 2022. Da gennaio a marzo, in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati gli arrivi di 4.200 persone, migranti che si incamminano dalla Bosnia e attraversano la Croazia e la Slovenia. Negli anni passati, quando Zagabria trattava per entrare nel sistema Schengen, la polizia croata usava metodi anche brutali per respingere i migranti, episodi documentati con video e fotografie. Da quando il paese è però entrato nel sistema Schengen, le procedure della polizia sono meno violente, ma secondo gli attivisti del Centro Studi per la Pace di Zagabria rimangono comunque illegali. Siamo testimoni di 2 procedure negative. La prima sono i respingimenti di massa, violazioni che si ripetono da più di 7 anni. Il secondo tipo di procedura sono le cosiddette riammissioni, che però non sono fatte rispettando le norme. Le persone vengono respinte in Bosnia prima che sia data loro la possibilità di chiedere asilo politico. In molti subiscono detenzioni arbitrarie e sono costretti a firmare documenti che non capiscono, prima di essere riconsegnati alle autorità della Bosnia. I giornalisti del consorzio Lighthouse Reports hanno scoperto che alti funzionari della polizia croata avrebbero fatto parte di un gruppo WhatsApp segreto in cui in modo illegale condividevano informazioni sui fermi e respingimenti di massa dei migranti. Il ministro dell'Interno Davor Božinović ha affermato che non si può collegare questi episodi con l'ammissione della Croazia nel sistema Schengen. Se la Bulgaria e la Romania fossero state in grado di dimostrare, come la Croazia, che tutti i migranti che erano entrati nei 2 paesi erano registrati, sarebbero state anche loro ammesse nel sistema Schengen. Finora in Croazia più di 8.500 migranti hanno richiesto la protezione internazionale. Chi non lo fa riceve un'ingiunzione legale e deve lasciare il territorio dell'Unione Europea, cioè lo spazio economico europeo. Queste sono le leggi europee. La Croazia ha siglato un accordo con la Bosnia ed Erzegovina per la riammissione delle persone che entrano nel paese senza permesso, ma Elvedin Sedic, sindaco della città bosniaca di Bihać, teme che l'accordo aggraverà le tensioni tra la comunità locale e gli immigrati. Certo, ci sono delle procedure. Nel processo di riammissione queste procedure devono essere rispettate. Credo che nessuno verrà rimpatriato nel nostro paese se sprovvisto della documentazione idonea, ma questo processo deve essere governato. Queste persone devono tornare nei centri di accoglienza e non possono rimanere abbandonate a vivacchiare nei parchi della nostra città. Questa è una responsabilità del Ministero dell'Interno che deve agire per evitare che tutte queste persone finiscano nelle strade. Secondo le organizzazioni che aiutano i migranti, i respingimenti illegali di massa sono il frutto di un tacito accordo raggiunto a livello europeo. Le polizie di Croazia e di Bosnia ed Erzegovina starebbero facendo il lavoro sporco per conto di Bruxelles. Questa è certamente una politica europea. Queste procedure di fatto sono applicate lungo i confini della Croazia, ma anche in altri stati, sia sulle frontiere esterne dell'Unione Europea, sia su quelle interne. Tra Italia, Slovenia e Croazia sono in corso colloqui per organizzare pattuglie miste per il controllo della frontiera tra la Croazia e la Bosnia ed Erzegovina. Una
voce femminile, seppur sconosciuta, dall'altra parte del telefono può confortare, soprattutto quando si è in fuga dalla guerra, ed è tanto più rassicurante se offre risposte chiare e preparate. Accade nel call center per gli ucraini della BBU, l'agenzia governativa austriaca per l'assistenza e il sostegno agli stranieri, fondata nel 2020. Che tra i propri servizi offre supporto legale nelle procedure di asilo, consulenza per il rimpatrio, traduzioni e gestisce 28 campi di migranti. Nel febbraio del 2022 l'ondata di persone in fuga dalla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina era tale che 3 giorni dopo l'aggressione la BBU ha allestito nella propria sede questo call center per offrire supporto ai profughi ucraini. Al telefono donne ucraine che già da tempo risiedevano in Austria con buona conoscenza del tedesco e delle formalità necessarie. Tra loro anche la 29enne Katerina Bobal. Quando iniziò la guerra, esattamente studiavo all'Università di Vienna e ho per caso visto l'annuncio che stavano cercando delle persone che potrebbero lavorare nella hotline ad aiutare gli ucraini che stavano arrivando. Ero molto contenta anche della possibilità che è stata offerta in questo caso di aiutare ai nostri concittadini nel momento della difficoltà. All'inizio le domande erano principalmente del genere dove si può registrare, dove si può trovare alloggio, dove possono trovare il cibo e le medicine. Con il tempo le domande si sono cambiate molto. Spesso hanno iniziato a fare delle domande su come iscrivere i bambini alla scuola, come si può trovare il lavoro, come si può fare l'accreditazione del diploma ucraino in Austria. Spesso aiutiamo nel modo telefonicamente di fare l'interpretazione se le persone si trovano nell'ospedale o ad esempio sono del dottore in quel momento. Certe volte è capitato che le colleghe hanno fatto anche interpretazione con il pronto soccorso. Dalla guerra in Ucraina sono fuggite anche molte persone russofone, tuttavia al call center viennese iniziavano la conversazione quasi sempre in ucraino. Di solito le nostre colleghe rispondono nella lingua nella quale la persona che sta chiamando inizia a parlare, però certe volte le colleghe hanno raccontato che le persone chiamano, parlano inizialmente in ucraino, anche se non è la loro madrelingua, per vedere se quella persona che risponde dall'altra parte capisce l'ucraino e si fidano di più se sanno che la persona dall'altra parte sa ucraino e lo capisce. Katerina Bobal parla benissimo l'italiano perché ha studiato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, a Duino, vicino a Trieste, un'istituzione internazionale che accoglie studenti da tutto il mondo, supportandoli, se necessario, anche con borse di studio. Di sicuro il collegio mi ha portato i valori di multiculturalità e anche ha rinforzato per me l'importanza di responsabilità sociale e etica. E quando iniziò la guerra sentivo proprio la necessità di aiutare le persone. La BBU in questi 12 mesi ha trovato alloggi brevi per quasi 10.000 ucraini. Molti austriaci hanno offerto i propri immobili agli ucraini e l'incrocio di domanda-offerta veniva gestito proprio dalla BBU. In Austria attualmente sono circa 90.000 gli ucraini registrati, prevalentemente donne e bambini. È partita la numero 1000 del Twitter Convoy. Tante sono le auto spedite dall'inizio della guerra, dalla Lettonia in Ucraina, per sostenere l'esercito e le altre forze dell'ordine, ma anche i medici che assistono la popolazione. Veicoli di seconda mano donati da privati o acquistati con le donazioni. Il progetto è nato qualche giorno dopo l'esplosione della guerra da un gruppo di amici accomunati dalla passione per il rally. Reinis Posnax, che nella vita si occupa di pubblicità, è oggi una delle colonne portanti del progetto. Sākās šis projekts pēkšņi.
Il progetto è partito la prima domenica dopo l'inizio della guerra. Un mio amico ha letto su Twitter che in Ucraina c'era bisogno di auto, così ha acquistato 8 macchine chiedendomi di fare l'autista. Abbiamo portato con noi anche un ragazzo ucraino che voleva tornare in patria per combattere. Quando abbiamo consegnato le macchine sul confine, abbiamo deciso che saremmo andati avanti. Non avevamo i soldi per acquistare le auto, così abbiamo pubblicato un tweet invitando le persone a donare soldi. Le macchine vengono parcheggiate di fronte all'officina di un amico di Reinis nella periferia di Riga. Il convoglio parte ogni venerdì e la consegna avviene al confine con l'Ucraina. Oltre alle auto, il Twitter Convoy porta oggi anche aiuti umanitari di tutti i tipi, come questa tenda per il pronto soccorso che può essere montata in sole 2 ore. Tutto è documentato su Twitter. Sono ormai tanti i volontari che supportano l'attività del Twitter Convoy. L'anima e il cuore del progetto è Sveta, una rifugiata ucraina che si sente privilegiata per essere riuscita a trovare un posto sicuro dove vivere, ma non riesce a dimenticare la sofferenza dei propri connazionali. La notte in cui è cominciata la guerra ho ricevuto una chiamata dalle amiche che mi dicevano: guarda dalla finestra, ci stanno bombardando. Io vivevo vicino all'aeroporto di Kiev, si vedevano elicotteri e tanto fumo. Ho avuto tanta paura e non sapevo cosa fare. Ho guardato mio figlio di 5 anni e ho capito che da quel momento la nostra vita sarebbe cambiata per sempre. Sveta torna spesso in Ucraina perché per Twitter Convoy è fondamentale rapportarsi direttamente con la gente. Sono stata a Kharkiv e in altre località del Donetsk per portare medicinali e altri aiuti. Dobbiamo capire di cosa abbiano bisogno le persone per poi raccogliere gli aiuti. Al ritorno ci siamo fermati a Vinica per salutare mio padre. Mi ha colpito la determinazione della gente rimasta in Ucraina. A Iziuma non c'è l'elettricità, non c'è l'acqua, il riscaldamento e nonostante questo la gente mantiene viva la speranza che la guerra finirà. Reinis ci fa vedere il pick-up riportato a Riga dall'Ucraina. I segni degli spari sulla carrozzeria testimoniano la brutalità della guerra. E poi c'è una scritta di ringraziamento per la generosità dei lettoni. Oggi il pick-up è esposto davanti al Museo della Guerra a Riga. Se mi chiedi cosa provo quando vedo questo pick-up, non saprei cosa dirti. Riceviamo tante donazioni ed è necessario lavorare tanto per aiutare la gente in Ucraina. Non abbiamo tempo per pensare a ciò che proviamo. Quanto dura una guerra? Gli artigiani di Kabul inseriscono nei loro tappeti motivi ormai entrati nell'immaginario del paese. In Messico Pedro Reyes usa le armi sequestrate ai narcos per farne strumenti musicali e cercare così di cambiare il presente o perlomeno di esorcizzarlo. La guerra è finita, la pace non è ancora iniziata, mette in scena opere di 15 artisti da tutto il mondo per mostrare come una guerra, quando inizia, diventa un elemento persistente nelle relazioni fra le persone, fra i popoli. Sono artisti che parlano con strumenti differenti, pittura, scultura, installazione video e di contesti diversi. Maxim Dondiuk, ucraino, manda un videomessaggio di scuse: non è potuto venire a Treviso, c'è la legge marziale. È la moglie Irina a presentare la sua riflessione su 10 anni di storia dell'Ucraina, dalla rivoluzione di Maidan all'invasione del 24 febbraio 2022. Per lui è molto importante mostrare la lotta del popolo ucraino, il conflitto in corso tra idee sovietiche e valori europei. Questo è ciò per cui stanno combattendo gli ucraini. Non vogliono più stare con la Russia, vogliono essere liberi. Il lavoro di Maxim Dondiuk, fotografo, documentarista e artista visuale, da anni ruota intorno al tema della pace, ma la moglie ci spiega che in questo momento in Ucraina parlare di pace non è possibile. Purtroppo il nostro governo ha dichiarato che è vietato parlare di pace. Nessuno ne può più parlare. Il
Il femminismo magico di Eteri Chkadwa arriva da un'altra periferia dell'impero, la Georgia. Chkadwa ha un'idea precisa di quanto sta accadendo oggi in Ucraina. È la fine dell'Unione Sovietica, servono anni perché un sistema cambi e quanto sta accadendo oggi è l'inizio della fine del colonialismo russo. Questa guerra riguarda la sua morte, i suoi ultimi giorni. L'artista georgiana è presente a Treviso anche con l'opera Il gelato. Parla dell'Arcasia e della città di Sukhumi, dove passavo ogni estate, dove vivevano le zie di mia madre, 2 insegnanti. Dopo la fine dell'Unione Sovietica nel 92-93, il Cremlino provocò una guerra tra abkhasi e georgiani che vivevano insieme da secoli, si sposavano tra loro, mangiavano, bevevano, seppellivano i propri cari insieme, 2 gruppi etnici diversi ma vicini, fino a quando iniziò la guerra e cominciarono a uccidersi tra loro. La tela rappresenta un episodio realmente accaduto. Un gelataio ambulante si trovò in mezzo a una sparatoria fra 2 trincee nel centro della capitale abkhasa. Quando i soldati videro il suo carretto, smisero di sparare per mangiare un gelato, dando vita a una momentanea e miracolosa pace. La mostra della Fondazione Imago Mundi contiene elementi imprevisti per riflettere su come far scoppiare la pace. All'ingresso c'è la bandiera che Aldo Capitini usò per la prima marcia Perugia-Assisi. Era il 1961. In vacanza senza ostacoli. Viaggiare è sinonimo di libertà e la libertà non può essere compressa o preclusa da restrizioni, limitazioni e impedimenti. È un progetto di cooperazione transfrontaliera fra il Molise, la Puglia, l'Albania e il Montenegro. Stiamo realizzando adesso una fase di capitalizzazione del progetto che ha visto la creazione di un network, una rete per la promozione del turismo accessibile e sostenibile in queste aree. Italia, Albania, Montenegro, da sempre sponde opposte ma congiunte di uno stesso mare, sono ancora più vicine attraverso il turismo. Io faccio parte di un'associazione, una NGO montenegrina che si occupa di inclusione di persone con disabilità. Il turismo è per tutte le categorie di persone, dunque per propria natura inclusivo. Il progetto Pass for Future, acronimo inglese per promozione del turismo accessibile e sostenibile, va nella direzione dell'apertura universale dei servizi per chi viaggia, l'attenzione alle difficoltà e la missione prioritaria. Stiamo cercando di lavorare per mettere assieme quelle che sono l'attrattività e anche l'offerta turistica per questo tipo di turismo, anche a livello di turismo sostenibile, quindi anche a livello di turismo che sia rispettoso dell'ambiente. Permettere a tutti di vivere le proprie vacanze senza nessun ostacolo, garantire le migliori esperienze e consentire l'autonomia in ogni spostamento a chi ha mobilità limitata. In poche parole, lasciare un sogno aperto a tutti. Noi ad esempio in qualità di SAC, quindi Sistema Ambientale e Culturale, cerchiamo di promuovere il turismo lento, sostenibile, quindi che possa dare la possibilità attraverso tutti i sensi di poter scoprire quello che è la peculiarità di un territorio. La Puglia insieme al Molise si fa meta diffusa e accessibile e si specchia nell'altro lato dell'Adriatico. Poiché i collegamenti tra le nostre sponde funzionano benissimo, sono storici e importanti, ci aspettiamo che attraverso questo evento, che ci mette in relazione con associazioni simili alle nostre, possiamo fare rete per arrivare allo scopo che ci stiamo prefiggendo, quindi la promozione del turismo accessibile. Siamo sicuri che ponendo ulteriore attenzione a quello che già abbiamo nel nostro DNA riusciremo a creare itinerari adeguati per le persone con disabilità, dando loro benvenuto nella nostra terra. Aziende, tour operator, imprenditori del settore turistico si incontrano e confrontano nell'offerta dei servizi per persone con bisogni speciali. Soprattutto nel caso del turismo accessibile e sostenibile serve fare proprio opera di formazione del personale turistico, quindi tutte quelle cose che a noi normodotati possono sembrare automatiche, quando si ispezionano luoghi di interesse per capire se sono accessibili, improvvisamente spuntano piccole problematiche come funghi che possono rendere appunto quel punto di interesse non accessibile quindi a tutti.
Una piattaforma web e una app aiutano i turisti a localizzare i servizi e le attrazioni mappati durante il progetto, con attenzione privilegiata per chi ha una ridotta mobilità, problemi cognitivi, di salute in generale, con difficoltà alimentari o anche solo anziani, persone obese o semplicemente mamme con bambini piccoli. Secondo i dati di Bandiera Lilla, il progetto nato nel 2012 con l'obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, in Europa sono 80 milioni, pari al 10,7% della popolazione, un bacino sociale ed economico che va sostenuto e supportato. E questo settore è poco sviluppato in Grecia e dall'altra parte dà uno sfogo, potrei dire, per l'occupazione di persone che sono anche loro, hanno bisogno di essere sostenute per accedere al mercato del lavoro. Bisogna formare le persone e le menti. Nessun limite ai sogni. Un viaggio è sempre una promessa di rivelazioni e la meraviglia della scoperta dell'altro e dell'altrove è un diritto di tutti, nessuno escluso.